Buonasera, sono Anna Leso, sono candidata alle prossime elezioni regionali in Forza Italia a sostegno del presidente Luca Zaia. Prima di tutto la situazione che stiamo vivendo, che è una situazione straordinaria assolutamente, imprevista, mai avremmo pensato di vivere una situazione così complessa e complicata. Abbiamo bisogno di guardare alla famiglia nella sua complessità, a tutte le esigenze, le difficoltà, i bisogni che sta vivendo. Questa famiglia che ha bisogno di avere garantita comunque un'assistenza sociosanitaria di prim'ordine, deve essere accompagnata nel mondo del lavoro che è complicatissimo. Deve essere sostenuta anche psicologicamente e quindi la parte sociale deve essere attenzionata, quindi un'attenzione particolare proprio al nucleo familiare che raccoglie tutta la nostra comunità. Io credo che se noi facciamo questo, se noi riusciremo effettivamente a mettere in atto, a trasformare i programmi che abbiamo in azioni, noi saremo veramente efficaci. Le famiglie hanno bisogno di essere sostenute, di sentire di essere appartenenti ad una comunità e quindi valorizzate in tutta la loro specificità. Allora, nella lista come elezioni regionali, Forza Italia punta molto sull'autonomia, sul lavoro, sull'aspetto sanitario, sulla scuola, sui trasporti, sul turismo, sulla cultura, tutto quell'indotto che ci aiuta a portare avanti questa nostra popolazione che è in sofferenza. Io da tanti anni, da lunghi anni, sono impegnata nel sociale prima ancora che in politica e devo dire che ho potuto, ascoltando e con effettivamente sono stata privilegiata, ho potuto fare per 5 lunghi anni l'assessore ai servizi sociali, alla famiglia, alle pari opportunità. Ho avuto modo di ascoltare i bisogni, gli interessi, ma soprattutto ho capito quanta ricchezza c'è nel nostro universo cittadino e non solo. Quindi con l'ascolto, attraverso proprio la raccolta dei bisogni e l'elencazione dei servizi che potremo mettere in atto, noi potremo essere efficaci. Ma guardi, la politica è una cosa molto particolare, o la si ama o la si odia. Io ho provato un'attrazione particolare, io ho una passione, ho trovato appassionante l'ascolto delle persone, l'ascolto dei bisogni, l'ascolto dei suggerimenti, del potenziale, di questa ricchezza che noi tutti abbiamo, ce l'abbiamo tutti dentro, dobbiamo solo avere la capacità di esprimerla. E ho detto ancora una volta, perché non posso mettere a frutto questa chiamiamola capacità di ascoltare per vedere di poter migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini. E quindi mi sono candidata ancora una volta. Ma votare Anna Leso perché mi ritengo prima di tutto una persona normalissima. Sono una donna che ha fatto e che sta vivendo fortunatamente una vita regolare, normale, tranquilla con mio marito, i miei 3 figli, 6 nipoti, una comunità che mi esprime comunque grande affetto e ha fiducia in me, quindi io mi sento in dovere di rispondere loro e di dire sono qua, usatemi, sono al vostro servizio, spero di potervi aiutare.